La Sicilia è quasi tutta antiborbonica, è antiborbonica nel clero, è antiborbonica nei nobili, è antiborbonica nel ceto borghese, è antiborbonica nell'elemento popolare, quindi è il punto più adatto dove sbarcare. In Sicilia, per l'antico odio verso Napoli in particolare, cominciarono una serie di insurrezioni, che furono poi un poco esagerate agli occhi di Garibaldi per fargli capire che esisteva veramente uno stato, diciamo, consistente di ribelli. A illustrare le rivolte antiborboniche, Guglielmo Moncada di Monforte. La Sicilia era una rivoluzione totale. Il 4 aprile c'è la famosa presa della Gancia. Il convento della Gancia viene occupato dai rivoltosi, poi i borbonici entrano dentro la Gancia, il monastero della Gancia, e cosa fanno? Depredano di tutti i tesori questo monastero, mentre i preti vengono arrestati e vengono praticamente spogliati di tutti i loro averi. Le fasi cruente rivoluzionarie si svolgono casualmente vicino a tutti i monasteri. Il monastero di Santa Caterina che viene distrutto, il monastero dei Sette Angeli che viene distrutto, la Gancia che viene distrutto, perché evidentemente c'era una simpatia, diciamo, del clero per i rivoluzionari. In effetti la politica dei Borboni tende a privilegiare il Mezzogiorno e a sfruttare la Sicilia. La Sicilia, per esempio, non può nemmeno esportare i vini nel Mezzogiorno per evitare di fare concorrenza ai vini meridionali. Quindi sono due regni separati con due monete separate. A Napoli c'è il Ducato, in Sicilia c'è l'Onza, e i siciliani sono ostili a Napoli, appunto si sentono colonizzati.